Sono 15 le persone colpite da provvedimento restrittivo del GIP del Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione Semiramide dei Carabinieri contro lo sfruttamento della prostituzione in strada praticata da rumeni nella città dello Stretto. Contestualmente agli arresti sono stati anche notificati 3 provvedimenti di divieto di dimora in Calabria e in Sicilia. I Carabinieri hanno smantellato diversi gruppi operanti in città che gestivano la prostituzione di giovani donne provenienti dall'Est Europa. 10 buste con proiettili e un volantino di minacce firmato dal movimento Armati Proletari rivolte al premier Monti, all'ex premier Berlusconi e ai direttori di alcuni quotidiani nazionali sono state intercettate nella serata di ieri al centro meccanografico di Poste Italiane di Lamezia Terme. Nel volantino sono contenute ingiurie e minacce riguardanti la manovra. La procura di Lamezia ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato, minacce aggravate dalle finalità terroristiche. Francesco Azzarà, l'operatore umanitario sequestrato in Darfur dopo 4 mesi, è libero. L'uomo era stato rapito lo scorso 14 agosto a Niala, mentre stava andando in aeroporto con alcuni colleghi. La liberazione è avvenuta oggi. Le autorità del Darfur occidentale sono riuscite a liberare l'ostaggio italiano, è quanto si legge in un dispaccio dell'agenzia Sudan Media Center. Lo confermiamo, ma non abbiamo ancora parlato con lui, fa sapere l'organizzazione italiana che gestisce un ospedale nella zona. Si è presentato spontaneamente ai carabinieri della compagnia di Soverato Francesco Chiodo, l'imprenditore di 43 anni ricercato nell'ambito dell'operazione denominata Showdown scattata all'alba di ieri. Il blitz per l'esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto è emesso nei confronti di 18 persone ritenute affiliate ad un sodalizio di 'ndrangheta facente capo alle famiglie Sia, Procopio e Tripodi, attive nell'area soveratese. L'uomo è originario di Simeri-Crichi. Assemblea di Confcooperative Unione Interprovinciale di Catanzaro e Crotone stamani nella città pitagorica con il tema Cooperare per cambiare. Si tratta della prima assemblea della Calabria in vista dell'appuntamento regionale che avrà luogo nel marzo prossimo. L'era dei finanziamenti pubblici è finita e le proposte di sviluppo di Confcooperative poggiano sull'elaborazione di idee e progetti che si muovono lungo 3 direttrici: i servizi alle persone, il turismo e l'agricoltura.